Buonasera, le trasmissioni di Rai 3 proseguono ora a diffusione regionale. Da ciascuna delle nostre sedi verranno trasmessi telegiornali regionali. Buon proseguimento e arrivederci. Proprio nelle ore in cui si dovrebbe risolvere la crisi che da oltre 3 mesi sta paralizzando l'attività della Giunta e del Consiglio regionale, dalle forze sociali e dagli imprenditori veneti parte un coro pressoché unanime perché si riprenda al più presto l'attività amministrativa e legislativa in regione, prima cioè che la crisi da politica possa diventare anche economica. Fintanto che dura 3 mesi, con un mese di vacanze in mezzo, è solo politica. Quando comincia a superare questi tempi diventa anche crisi economica. Questa paralisi danneggia moltissimo chi lavora, chi attende dei servizi. Allora, in questo momento i problemi del Veneto sono proprio questi di riprendere un governo della situazione. Non si può essere una regione forte economicamente come il Veneto lo è senza avere una politica così disastrosa, mi lascio una parolona, così disastrosa come stiamo attuando, come stiamo verificando in questo momento. Si stanno perdendo occasioni storiche come le Bassanini, come le infrastrutture, come la politica del mercato del lavoro, come la politica sanitaria. Insomma, siamo davvero in una situazione preoccupante. Questa giunta sarebbe bene che facesse il punto della sua situazione, se non ce la fa lasciasse il campo. Buonasera dalla terza edizione del telegiornale del Veneto. È stato un inizio di settimana difficile per la viabilità. Solo nel pomeriggio è tornata a normalizzarsi la situazione lungo l'autostrada Serenissima. Questa mattina la 4 è rimasta bloccata tra i caselli di Vicenza Est e Ovest per un maxi tamponamento che ha coinvolto all'imbocco della galleria 14 auto e 2 mezzi pesanti. Non vi sono stati fortunatamente feriti gravi, ma l'incidente ha provocato code chilometriche, hanno raggiunto i 15 chilometri. Rallentamenti si sono verificati stamane anche tra Dolo e Padova in autostrada, dove sono in corso lavori di riasfaltatura. Poco prima del cantiere un tamponamento tra 2 auto ha provocato una coda di 7 chilometri. In mattinata vi erano stati poi i soliti intasamenti sulla tangenziale di Mestre, insomma un lunedì nero per il traffico. Inchiesta giudiziaria sull'Arena di Verona. Il sindaco Michela Sironi, l'ex sovrintendente Gianfranco De Bosio, il segretario generale Angela Spocci e altri componenti del consiglio di amministrazione dell'ente nel 94 sono stati convocati per essere interrogati dal PM Papalia. L'inchiesta riguarda il contratto biennale di Angela Spocci nel 95-96, ritenuto illegittimo dai revisori dei conti. L'ipotesi di reato sarebbe di abuso di ufficio. 8 giovani legati al movimento di estrema destra Forza Nuova sono stati denunciati dalla Digos di Padova quali presunti aggressori di un giovane 28enne del centro sociale Pedro. Il giovane era stato aggredito da un gruppo di skinhead in centro a Padova, lo avevano colpito a bastonate. La polizia, dopo delle perquisizioni, ha denunciato lesioni 8 giovani tra i 19 e i 26 anni. Per la prima volta nel Veneto sono state create 2 zone di pesca no kill e tutte e 2 a Padova. La prima in città, estesa per 2,5 km lungo il Bacchiglione tra il ponte del Bassanello e quello di Tencarola, la seconda di 4 km sul fiume Brenta tra Curtarolo e Piazzola. Cosa significa no kill? Che si può pescare ma bisogna rilasciare subito il pesce che si è preso, il luccio nella fattispecie. Spiega l'assessore provinciale Mariano Schiavon. Tutelare la presenza in queste acque del luccio, che è un pesce pregiato, predatore di altri animali e oltretutto anche un pesce commestibile che da qualche tempo a sta parte manifesta una presenza limitata. Un banale litigio tra 2 ragazzi diciannovenni finisce a fucilate. È accaduto nel Padovano a Casale di Scodosia. Dopo un diverbio un ragazzo ha sparato con un fucile da caccia del padre contro l'abitazione del coetaneo. I pallini si sono conficcati sull'infisso di una finestra. Dopo il fatto il giovane è scappato in auto ma è finito fuori strada ferendosi. Su di lui ora c'è una denuncia per tentata aggressione. Entro settembre dovrebbe essere fissata la riunione del Consiglio di amministrazione della Biennale di Venezia. C'è la questione del direttore della mostra del cinema da definire. L'attuale curatore Felice Laudadio sarebbe sul piede di partenza, ma non è ancora detto.
Calato il sipario, la mostra ha registrato un notevole aumento di spettatori, oltre il 25%. Si pensa già alla prossima edizione e più che le decisioni della giuria fanno discutere le clamorose proposte dello stesso Felice Laudadio, il quale aveva detto ieri, annunciando polemicamente il suo ritiro: aboliamo i premi, la competizione è sciocca e arrogante e limitiamo la mostra a 40 film con una partecipazione che diventerà di per sé stessa un premio e potrebbe cambiare idea e rimanere se la burocrazia verrà sostituita dalla managerialità. È il concetto stesso di dover giudicare e premiare qualcun altro che mostra arroganza nei confronti dell'altro. Confermi la proposta di abolire i premi? Io sono totalmente dell'idea di abolire i premi. Ci può essere un ripensamento per una riconferma? E se mutano le condizioni di lavoro, io sono disponibile a discutere la possibilità a condizioni assolutamente rigorose di lavoro, che sono le uniche, assumendomi tutte le responsabilità delle scelte da fare, sia di tipo artistico sia di tipo organizzativo, anche perché ritengo che le due funzioni debbano essere disgiunte, ma devono essere fortemente comunicanti. È quello che è mancato quest'anno, la comunicazione all'interno della Biennale fra il direttore della mostra e la struttura della Biennale. È una veronese la vincitrice tra le donne della Rampilonga, spettacolare gara che si è svolta in Trentino in Val di Fassa. Sono bastati 37 chilometri per arrivare al traguardo, provati ed inzaccherati, ma felici. I vincitori, Mario Deò, bergamasco fra i maschi. Purtroppo non si è potuto salire all'Usio per la neve, però tecnicamente è più valido rispetto agli altri anni come percorso, più tecnico. E la veronese Camilla Bertossi fra le donne. È sempre bella, bellissimo il posto, bravissima l'organizzazione. Ma anche gli ultimi anonimi corridori che amano collezionare traguardi da cicloamatori. Ci sono voluti 5 scalioni per diluire la massa di oltre 4.000 partecipanti lungo un tragitto che si snodava tra mulattiere, strade forestali e sentieri alpini con un dislivello di 1.800 metri. Prati, boschi, malghe e pascoli, lo scenario in una cornice dolomitica in veste preinvernale a causa di un'improvvisa perturbazione. I bikers hanno esaurito la loro missione. Fra pochi mesi sulla stessa piana saranno in lizza i bisonti del Fondo per la Marcia Longa. Nel clima di grande sportività è stato effettuato idealmente il passaggio del testimone. È comparsa la prima neve in alta quota in montagna, anche sull'altopiano di Asiago, con l'abbassamento delle temperature, prime precipitazioni nevose sulle cime dei monti attorno, nelle quote sopra i 1.800 metri. Per quanto riguarda le previsioni del tempo per domani, il cielo sarà sereno, ma sono previste schiarite e parziali annuvolamenti, particolarmente nel pomeriggio in montagna. È tutto per questa ultima edizione del Telegiornale del Veneto. Buonanotte e arrivederci.